In provincia di Agrigento l'affluenza alle urne raggiunge il 44,44%. Hanno votato complessivamente in 15.111 e questo su 34.004 elettori. 5 consigli da rieleggere, 5 fasce tricolore da insignire. Gli elettori, con un'affluenza del 46,52% a Racalmuto, hanno premiato l'architetto Vincenzo Maniglia e lui, con 1.431 voti, il primo cittadino. Il suo avversario Cinzaleone si ferma a 1.260 preferenze, in coda l'uscente Emilio Messana, che non è andato oltre i 1.047 voti, ultimo Salvatore Petrotto con appena 917 preferenze. Un ritorno alla poltrona, sindaco di Naro, per l'onorevole politico di lungo corso Maria Grazia Brandara. Per lei una vittoria al fotofinish contro Massimiliano Arena, da cui si stacca di soli 31 voti. A seguire Vincenzo Giglio. L'affluenza a Naro si attesta al 42,56%. Il poco scarto potrebbe far presagire ricorsi e contenziosi. Ad Alessandria della Rocca la preside Giovanna Bubello ritenta e vince. Lo scorso anno si era candidata, ma era l'unica a correre per le amministrative. Non è stato raggiunto il quorum e dunque le elezioni non erano state convalidate. Adesso, con un'affluenza del 41,70% ed il 76,91% di preferenze, è il neo primo cittadino. Ha avuto la meglio su Giuseppe Guastella. Il bancario Calogero Cattaneo, ex vice sindaco, con il 56,37%, è il nuovo sindaco di Caltabellotta. Stacca il suo avversario, il sindaco uscente Paolo Segreto, di 300 voti. L'affluenza si attesta al 62,34%. A Santa Elisabetta una riconferma per il sindaco uscente Mimmo Guelli, viene rieletto con il 62% dei voti, avendo la meglio sullo sfidante Gaetano Catalano con un'affluenza del 34,12%.